Scaglionamento degli orari d'ingresso, didattica in presenza facoltativa o riduzione del previsto 100% di ritorno in classe degli studenti. Altrimenti sarà il caos perché mancano gli autobus per trasportare i ragazzi a scuola, considerando l'obbligo di capienza dei mezzi al 50%. Mancano i bus e non solo in Veneto, e Zaia si appella al governo escludendo l'ipotesi di modificare la capienza dei mezzi. Ha trovato una soluzione che sia rispettosa degli aspetti sanitari e quindi di evitare l'infezione. 2, che sia sostenibile dal punto di vista proprio pratico, perché capite che già il fatto di non avere, a me interessa comunicare ai genitori, no? Mi metto nei panni di un genitore, dice ma mio figlio deve andare, gli autobus non ci sono sul mercato, se il mio vicepresidente mi dice non ne abbiamo più, sì, magari domani trovate un'azienda e dice ma io ne ho 1, 2 o 3, noi abbiamo fatto un conto, 1 migliaio di autobus ci servirebbero, se vi interessa. A situazione cristallizzata, se il decreto fosse questo, dobbiamo avere non i 500 che abbiamo preso, ma più 1000 ancora. Dove andiamo a trovare 1000 autobus sul mercato? C'è una roba impensabile per noi. Penso una cosa, che ogni forma di assembramento ci esponga a un rischio, dopodiché lo possiamo attenuare con il rispetto delle regole, arieggiando i locali, ci aiuta la buona stagione, questo non è irrilevante, però è ovvio che tutto quello che è assembramento è assembramento. Il weekend di accesso diretto ai punti vaccinali per gli over 80 ha prodotto un buon risultato. Ora è vaccinato il 91%, il 5% si è rifiutato e l'1% è irreperibile. Si procede adesso con gli over 70.